Architravo, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Fate un applauso a questo giovane che parla della canzone napoletana. Oggi rifacciamo Napflix. Cos'è Napflix? Beh, Napflix è una serie TV, anzi una serie radiofonica dove raccontiamo le canzoni della musica napoletana in serie. Ecco, no, come se fossero degli Una episodi, serie, esatto. raccontiamo la trama e tutto il resto. La storia. La missione che ti affido oggi, Salvatore, riguarda la canzone Pupazzetti, che io amo. Ma perché è così poco famosa questa canzone Pupazzetti? Perché pure le cose belle possono essere sfortunate. Mannaggia. Allora ti prepari? Io metto la versione di Mirna Doris, che se n'è andata da poco, va bene? Un abbraccio. Voglio sempre bene. Abbraccio. Grazie. Allora anche Napflix stamattina per entrare dalla porta principale nel mondo della canzone napoletana, raccontata proprio come se fosse la trama di una serie che vi piace, tipo La Casa di Carta. Attenzione, facciamo Napflix, vi raccontiamo la canzone napoletana come se fosse una serie televisiva di Netflix. La puntata di oggi riguarda Pupazzetti, una canzone che nessuno conosce. Ce ne parla Salvatore Architravo, vai. Buongiorno a tutti. Allora, Pupazzetti è una canzone del 1937, edizione La Canzonetta, scritta dal grande duo Gigi Pisano e Giuseppe Cioffi, che da Agate le macchiette passavano a una serie maggio con Nonchalance. Il primo interprete è stato Ettore Fiorgenti e fu presentato al Teatro Politeama. È la storia di due bambini orfani che si incontrano sulla strada della scuola, rimangono innamorati di questo amore che nasce da bambini. Poi lui compie 18 anni, lei 15, e a primavera tra rose e sciure poi la sentiamo cadono reciprocamente tra le proprie braccia. A un certo punto, una delle interpretazioni che ritengo migliore di Mirna Doris, che vi faccio ascoltare tra poco, la canzone dice con Macchilli Pupazzetti del giornale. In realtà erano i fotoromanzi, non i fotoromanzi, esatto. Erano i primi tentativi, illustrazioni che raccontavano storie d'amore, per cui invece di dire come quelle scene di film, l'autore dice come Achilli Pupazzetti del giornale. In 30 secondi, perché Mirna Doris era unica quando cantava? Perché ci mettevo tutto il cuore che tenevo. E io dico anche qualcosa che c'è più giù del cuore, perché è molto importante, le viscere, no? È una delle più grandi interpreti del secondo dopoguerra del Novecento. Sono d'accordo. Allora grazie a Architravo, vi faccio sentire la puntata di oggi di Napflix e voglio il vostro commento su una canzone che pochi di voi ricorderanno.